Un'operazione antimafia è stata eseguita all'alba di oggi dagli agenti della squadra mobile di Agrigento che, su ordinanza della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, hanno arrestato 5 persone. Nel mirino degli inquirenti le famiglie mafiose di Canicattì e Camastra. In manette sono finiti Calogero Di Caro, ritenuto un esponente di spicco della consorteria canicattinese e con una lunga carriera malavitosa alle spalle, e Rosario Meli, 68 anni di Camastra, detto Puparo, già condannato per mafia. I poliziotti, coordinati dal dirigente Giovanni Minardi, questa mattina hanno anche bussato alle porte dei camastresi Vincenzo Meli, figlio di Rosario, Calogero Piombo e Angelo Prato. Solo a quest'ultimo sono stati concessi gli arresti domiciliari. Pesanti le accuse mosse dai magistrati palermitani. I reati contestati a vario titolo sono associazione mafiosa, estorsione, danneggiamenti a mezzo incendio, detenzione illegale di armi comuni da sparo e da guerra.